Presentata dal coach Franco Ciani e dal capitano Marco Evangelisti, la gara interna contro la Mens Sana Siena. La partita si giocherà domenica 21 gennaio al Palamongada ed è valevole per la 17ª giornata del campionato Serie A2, seconda di ritorno, inizio alle ore 18. Contro il Siena sarà una partita imprevedibile, dovremmo navigare a vista nella prima parte dell'incontro, ha dichiarato Franco Ciani. Siena è una squadra che ha dei giocatori con un grande talento perimetrale, mentre per Evangelisti non possiamo più sbagliare, mi aspetto domenica una grande gara. La partita con Latina ha fatto vedere dei miglioramenti, ha fatto vedere dei passi di ritorno verso una tipologia di gioco e di intensità e di ritmo. È chiaro che oggi primario è l'appuntamento anche con il risultato per continuare a mantenere una posizione di classifica in una fascia importante. Ma è una partita abbastanza imprevedibile o con molte variabili, nel senso che i cambiamenti di organico che sta facendo Siena a iniziare soprattutto questa settimana dal cambio fra Elston Turner e Thomas Kisling determinano anche nuovi equilibri, nuove strutturazioni di gioco, nuovi assetti, per cui si tratterà anche qui per l'ennesima volta di navigare un po' a vista nella prima parte dell'incontro per cercare di capire invece quelle che possono essere le tematiche che saranno diverse rispetto alla gara dell'andata, senza dubbio, perché l'assetto di Siena oggi è sicuramente diverso. Mi aspetto una squadra senese assolutamente aggressiva, con grande fisicità, con grande atletismo, molto presente dentro l'area, ma offensivamente legata molto al grande talento perimetrale di cui è dotata e di cui sono dotati molti dei suoi giocatori, a iniziare da Ebanks, che è un finto lungo che gioca prevalentemente fronte a canestro, e quindi dovremmo essere capaci di adeguarci anche a questa caratteristica. Dopo un paio di settimane di, tra virgolette, vacanza, ora mi sono ripreso e ho iniziato a allenarmi bene, duro tutta la settimana, e quindi per me da oggi parte un altro campionato, da questa domenica. Ma sì, ho cercato di caricare i ragazzi anche quando ero fuori, ma sono momenti difficili che durante l'anno ci stanno e adesso dobbiamo superarlo, perché non possiamo più sbagliare a partire già da domenica. Obiettivamente 4 anni sono qua e vedo sempre le stesse persone al palazzetto, e il che un po' ti fa capire che la piazza questa è, cioè questa rimarrà, perché abbiamo dimostrato, abbiamo avuto momenti in cui davamo l'anima in campo e vincevamo, e i tifosi sono sempre gli stessi. Io li ringrazio veramente tanto, perché li conosco tutti e so quanto tengono a questa fortitudo. Non capisco d'altro canto come la città non abbia interesse per questo sport e questa realtà bellissima che c'è in un paese, in una città in cui c'è poco altro.